E queste sono le differenze sostanziali e inesistenti in realtà tra Catania e Palermo, totale. Perché poi alla fine se qui si chiama motorino e lì si chiama motore, sempre chi e sempre serve per fare scippe comunque. No, per dire, in ogni caso l'utilizzo è quello, non è che tu che sei un rappresentante più dell'altra parte, diciamo, della Sicilia, perché la parte di Agrigento, no, la parte di Agrigento è un po' più legata, no, al parlare, anche alla cucina palermitana. Tu trovi grandi differenze fra Catania e Palermo in realtà? Ma no, Giuseppe, no, cioè, io guarda, sono orgogliosissimo di essere siciliano. Guarda, Talia, poi non dice Talia. Noi diciamo Talia, certo, Talia pure perché. Insomma, non c'è e non ci deve essere, secondo me, una differenza sostanziale. È come dicono loro, soprattutto, non è che ma siamo tutti ma mi piace solo la frase, poi alla fine litighiamo solo per il pallone. Solo per quello. E infatti siamo tutti mister de sto che. Bravo, hai visto che lui poi giusto, siamo tutti mister de sto per colpa del calcio. Oggi rifacciamo 4-0 noi, domani facciamo 2-0, cioè alla fine. Certo, voglio dire, oggi perdete voi, domani vinciamo noi. Puoi dire Forza Catania, puoi dire Forza Palestro, Forza Paternò. Disgraziate proprio. Si parla sempre di Catania e Palermo, ma a volte si esclude Agrigento, perché è un posto pazzesco. Ci sono stato una volta io a Agrigento in mare, c'era la valle dei Templi. La valle dei Templi. Certo. A Messina sono scritto ed a Agrigento c'è la valle, Caruso, cosa ne passai a quei rende. In ogni caso, siccome abbiamo nominato troppe volte Palermo, vedi perché siamo belli siciliani? Certo. Perché riusciamo a tirar fuori questa cosa. Appunto, io con questa parola si mi sta messo che è bello, capite? Vabbè, ma lui l'ha detto, io non sono bello, ma piaccio. Salutiamo Nino Tortorici. Aspetta, prima salutiamo Antonella del Borgo che porta i caffè sempre puntuali. Ciao Antonella. Camano come Ippi. Non si fa sentire. E in ultimo, ma soltanto perché adesso chiuderemo con la sua canzone e poi anche perché lo ringraziamo per essere venuto a trovarci. Ci siamo sentiti tante volte anche via telefono, via radio, in tante interviste che lui mi ha voluto regalare per Radio Stereo 2, quindi per la radio della Rai. Lui è il nostro amico from Ribera, Nino Tortorici. Grazie a voi, grazie a tutti. Spero tu ti sia divertito a stare con noi, allora torna a trovarci. È stato un piacere. Quando sei da queste parti salutami il mio amico Roberto Auteria. Butera, a Ribera. Lo salutiamo da qui, salutami tutti quanti quelli che ci conoscono entrambi. E adesso chiudiamo con la sua canzone che abbiamo ascoltato oggi, ma che è molto bella, che parla di quanto siamo tutti allenatori di calcio in Italia. Ma tu sai che esiste anche un gruppo su YouTube, su Facebook. Si chiama Mister Destoca, trovano anche me, Nino Tortorici. La canzone è proprio così, Mister Destoca. Quando ti ascoltano sulla Rai? Attualmente la domenica notte. La domenica notte dalle ore? 2:50 in poi. Mi raccomando, non perdetelo, e lui è uno di quelli che fa compagnia a tanti che viaggiano a quell'ora, a tanti che non possono dormire. Un siciliano a Roma. Come noi facciamo compagnia, insomma, a quelli che ci ascoltano dalle 21 in poi in replica. Dopo di noi Cristiano Di Stefano, ciao Claudio. Ciao Peppe, ci ritroviamo domani a partire dalle 12. Ciao, grazie. A domani, ciao. L'Italia grande terra di CT, quasi alleno anch'io, ma sì, è un vizio generale che ci fa sognare, siamo tutti allenatori della nazionale, siamo tutti mister de sto calcio italiano, fate Marco ai mister de sto calcio italiano. Allo stadio guardo la partita, divento tutto un fuoco per il solito modulo di gioco. Stai sbagliando formazione, fai la sostituzione, entro in campo, mi è salita la pressione. Dai, metti un attaccante, ti risolvo la partita, mi ringrazierai tutta la vita. Il lunedì mattina in piazza al corso al bar ci sentiamo tutti mister de sto calcio.
mentre criticare se lo mettono in tribuna a gioca titolare. Ma andiamoci a spaccare di aragosta e caviale e se lo mettono in panchina, chiamiamo di Cibionde e organizziamo un bel party in piscina e partiamo per le Hawaii se vinciamo la schedina. Siamo tutti mister de sto